Bentrovati, buongiorno telespettatrici e telespettatori di Rete Veneta, il Veneto, il Nord-Est in diretta come sempre su Focus TG. Tantissimi i fatti anche nella giornata di oggi, tanti i collegamenti con tutto il territorio regionale. Partiamo però dalla cronaca e dal terribile incidente che si è registrato nella serata di ieri a Zanè. Siamo in provincia di Vicenza. Zanè. Un morto e 2 feriti è il tragico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte in via Monte Pasubia al confine con il comune di Thiene. Un frontale violentissimo tra 2 auto, una Volkswagen Golf e una Renault Megane, avvenuto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri poco prima di mezzanotte lungo la provinciale 66. Ad attirare l'attenzione dei passanti che hanno lanciato l'allarme e prestato i primi soccorsi, le fiamme che si sono sprigionate immediatamente nella Golf. Nel suo abitacolo 2 persone, un uomo e una donna gravemente ferite, sono state estratte proprio dagli automobilisti di passaggio, mentre l'autista della Megane è riuscito autonomamente a mettersi in salvo. Immediato l'arrivo di vigili del fuoco e personale medico del SUEM, che dopo aver stabilizzato i feriti li hanno trasportati all'ospedale, dove purtroppo per la gravità delle ferite riportate nella notte è deceduto l'autista della Golf. Dal Vicentino al Polesine, dove i pompieri stanno cercando senza soluzione di continuità da ieri sera un'auto probabilmente finita nel fiume Po. Le ricerche sono tuttora in corso. I vigili del fuoco stanno intervenendo da venerdì sera sul Po, nel comune di Taglio di Po, per un'auto probabilmente finita all'interno del fiume. L'allarme è stato dato dopo l'individuazione di alcune tracce lasciate sull'erba da un'auto, probabilmente finita poi nel corso d'acqua. I vigili del fuoco, accorsi con il personale del distaccamento di Adria, del nucleo sommozzatori di Bologna, elitrasportato, e successivamente con il nucleo di Venezia, hanno iniziato le ricerche anche con l'aiuto di un gommone dotato di ecoscandaglio. Le ricerche sono state poi interrotte per il buio nella tarda serata. Sabato mattina le ricerche dei vigili del fuoco sono riprese alle prime luci dell'alba. Sempre sulle strade del Veneto, incidente durante la notte a Codevigo lungo la strada dei pescatori. Il bilancio è di 5 persone rimaste ferite, tutte gravi ma al momento non in pericolo di vita. Sul posto il SUEM, i vigili del fuoco. Lo schianto è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza. Dei feriti 3 sono stati trasportati all'ospedale di Padova e 2 in quello di Chioggia. Così dunque nella notte a Codevigo. E c'è un'operazione della quale dobbiamo darvi conto, che riguarda invece la provincia di Venezia, dove sono stati scoperti 7 bed and breakfast abusivi e sono state erogate multe per 42.000 euro. 7 bed and breakfast quindi abusivi sono stati scoperti nel weekend di Pasqua dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Venezia nell'ambito dei controlli sulle strutture ricettive extraalberghiere in terraferma e nel centro storico lagunare. Decine di controlli sono stati eseguiti avvalendosi anche dei software Dogale per la selezione dei target a maggior rischio. Numerose le irregolarità e appunto queste sanzioni per oltre 40.000 euro. In realtà l'operazione ha riguardato anche diverse altre località del veneziano, soprattutto del litorale, quindi Caorle e Chioggia, dove sono stati individuati anche dei lavoratori irregolari. Questa è l'operazione della Guardia di Finanza, vi daremo tutti i ragguagli nel corso delle nostre edizioni serali. Ma proseguiamo con la cronaca, siamo in attesa di collegarci tra l'altro con Padova per un'operazione contro lo spaccio di droga che riguarda giovanissimi, con Treviso dove ieri è esplosa l'ennesima rissa che ha riguardato anche dei soggetti appunto minorenni, un copione che continua a ripetersi. Prima però torniamo al pomeriggio di ieri, alla scossa di terremoto che si è registrata a Tramonti di Sopra. In Friuli la terra continua a tremare.
La terra torna a tremare nelle Dolomiti friulane. Dopo il sisma registrato lo scorso 27 marzo con magnitudo 4.2 ed epicentro a Socchieve, una nuova scossa di terremoto è stata registrata alle 14:28, magnitudo 3.4 della scala Richter, con epicentro a 5 km a nord-est di Tramonti di Sopra e ipocentro a 11 km di profondità. Il movimento tellurico è stato avvertito in tutta l'alta Val Tagliamento e nel Friuli occidentale. Seppur breve, la paura è stata tanta, il ricordo dell'Orcolata rimane sempre vivo da queste parti. Tornando alla cronaca, decine le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco da parte della popolazione, ma per fortuna non si segnalano danni e feriti. Si tratta di scosse che rientrano in una normale attività sismica. E restiamo alla giornata di ieri, una giornata tragica, l'ennesimo incidente sul luogo di lavoro, come sapete al Teatro Momo a Mestre. A perdere la vita è stato un uomo di 45 anni e ci sono delle durissime prese di posizione anche da parte dei sindacati. Il Veneto resta maglia nera proprio sul fronte degli incidenti sul lavoro. Sono quasi le 2 del pomeriggio quando il corpo di Mattia Di Tadi lascia il Teatro Momo di Mestre. Le indagini sulle cause dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita rimangono coperte dal più stretto riserbo. Di certo c'è che Venezia e il Veneto piangono un'altra morte sul lavoro. Di Tadi era tra i responsabili per il nord-est di Richip, una grossa azienda che offre tra l'altro diversi servizi di manutenzione degli edifici. Sarebbe caduto da un lucernaio che forse ha ceduto attorno alle 10:30 di mattina, mentre assieme a dei tecnici comunali era impegnato in un sopralluogo per delle infiltrazioni sul tetto. Aveva 45 anni e viveva a Oriago di Mira. Appresa la notizia, il sindaco Marco Dori ha immediatamente espresso il cordoglio del comune. Io non ho dirette conoscenze, però in queste ore sono già arrivate delle telefonate di persone che lo conoscevano, molto anche loro spiazzate, tristi, perché è un ragazzo che si faceva veramente voler bene da tutti. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti lo Spisal, i carabinieri e la polizia locale. Per tutta la mattina l'intero isolato è stato recintato da via Dante a via Cappuccina. Di Tadi era sposato con un figlio. Penso che in questi momenti l'unica cosa che possiamo fare è veramente pensare a chi purtroppo non potrà più avere questo affetto, e a loro, alle famiglie, ai parenti, veramente il nostro più vicino cordoglio. Siamo in grado di collegarci con Padova, con Federico Fusetti e Cristian Roque Alende. Vi dicevo prima, parliamo di baby spacciatori, l'ennesima operazione contro lo spaccio, più eclatante del solito mi verrebbe da dire, ma parliamo per l'appunto purtroppo, ahimè, ai noi, di un fenomeno generale. Federico, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, è così, insomma la questura di Padova segnala in realtà da alcune settimane che è sempre maggiore il numero di spacciatori in erba, ragazzini, 15 anni, 16 anni, che sono loro che materialmente consegnano la droga ai clienti, ovviamente su indicazione degli adulti, probabilmente anche perché così gli adulti pensano di poterla fare franca, ma è un qualcosa che ovviamente preoccupa. Sono in compagnia di Eleonora Mosco, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Padova. È un fenomeno che preoccupa questo. Sì, un fenomeno preoccupante che sta diventando sempre di più una piaga sociale e non solo ovviamente di ordine pubblico. Basti pensare che una dose oggi costa 10 euro, per cui anche il costo è sceso e diventa sempre purtroppo più accessibile anche ai ragazzini, quindi a loro volta questi baby pusher diventano una vera e propria esca, e quindi su questo io penso che debba essere fatta una riflessione policentrica e quindi che sia un'attività di prevenzione importante che vada fatta con il coinvolgimento delle scuole, dello sport, delle famiglie, e anche poi ovviamente di repressione, perché sia di monito e anche che ci siano delle punizioni esemplari. Su questo Sì, no, la interrompo solo perché proprio in queste ore, questa mattina è arrivata la notizia di arresti e denunce legati a questo fenomeno, per cui volevo che guardassimo insieme a voi a casa questo servizio e poi lo commentiamo.
La tendenza a Padova è chiara e trova purtroppo conferma anche negli arresti e nelle denunce degli ultimi giorni. Sono sempre di più i casi in cui nello spaccio di strada sono utilizzati i minori come pusher. Gli agenti in Borghese si erano insospettiti per la frequente presenza di un giovanissimo straniero seduto ai tavoli di un bar in Via dei Colli in compagnia di un suo connazionale tunisino trentenne, già noto ai poliziotti. L'adulto riceve una telefonata, il quindicenne si alza e va a scambiare droga con soldi in una via lì vicina, poi torna al bar. Gli agenti intervengono e, grazie alle conversazioni telefoniche ritrovate, arrestano il trentenne che aveva pattuito la vendita della droga, poi mandando materialmente il ragazzino di 15 anni, straniero non accompagnato, che è stato affidato ai servizi sociali del comune di Padova per il successivo collocamento in una comunità. Intanto un altro minore, questa volta di 17 anni, abitante in provincia, è stato controllato dai poliziotti e trovato in possesso di 17 grammi di hashish che teneva nella tasca del giubbotto. Altri 22 grammi della stessa sostanza li custodiva invece a casa, perquisita la presenza della madre. Il giovane è stato denunciato alla Procura per i minori di Venezia. In altri 2 interventi dei poliziotti della squadra mobile è stato sequestrato un quantitativo alto di droga, 50 grammi di marijuana, a un 24enne romeno a San Giorgio in Bosco, che nell'alloggio aveva altri 45 grammi di marijuana e 17 di cocaina. Infine un 23enne tunisino, incensurato, è stato denunciato dagli agenti perché trovato in possesso di 3 dosi di cocaina durante un controllo sul lungargine Brenta. Al termine delle procedure di identificazione, lo straniero è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per l'avvio delle procedure di espulsione. E dunque c'è questo fenomeno per cui ci sono gli adulti che usano, tra virgolette, questi ragazzini per lo spaccio e ovviamente sperano di farla franca. Per fortuna non è così, perché come avete sentito la questura è riuscita poi ad arrestare l'adulto, il trentenne, però penso il pericolo sia anche che questo fenomeno si possa allargare invece. Certo, si può allargare attraverso anche poi il fenomeno delle baby gang, che è un fenomeno che sta prendendo sempre più piede anche nella città di Padova, e ricordiamo i video poi di cui questi ragazzi si vantano postandoli anche in rete al Duomo piuttosto che in altre zone della città centrali e meno, ed è un fenomeno che va contrastato come sta facendo la questura, quindi unendo certamente la parte di repressione unitamente a quella di prevenzione sociale, che serve ma che da sola non è sufficiente. E quindi c'è la politica, che ruolo può avere in questo? La politica può avere, cercando di limitare questo fenomeno, come prendendo spunto anche dal DL Caivano, cioè noi non possiamo pensare che oggi il DL Caivano a Padova diventi il DL Arcella e il DL Duomo, e quindi vanno approntate delle misure serie che uniscano la parte preventiva con quella repressiva, ci siano anche delle animazioni di strada che vadano a dare buoni esempi, che quindi ci sia una parte anche educativa forte che riprenda anche il suo ruolo attraverso un coinvolgimento intersettoriale che vede la scuola, lo sport, la cultura protagonisti, per dare un'alternativa alla strada a questi giovani ragazzi. Padova è già capitale dello spaccio, non possiamo permetterci che diventi capitale dello spaccio dei minori, tanto più neanche capitale delle baby gang di Padova e del nord. Quindi su questo la Lega continuerà a fare la sua parte, esattamente come a Roma il sottosegretario Ostellari ha fatto col DL Caivano. Grazie dell'Eleonora Mosco. Cristian, insomma una situazione sicuramente da monitorare, ma il questore è molto impegnato su questo fronte, ce l'ha detto più volte. Restituisco la linea. Ti ringrazio Federico, grazie a te, alla tua ospite e Cristian Roccalende per la parte tecnica. Come sapete è un tema che coinvolge diverse piazze del Veneto, tra l'altro di sicurezza parleremo fra pochissimo collegandoci con Mestre, con il quadrante caldo, caldissimo, torrido di via Piave, e ritorneremo anche in quella piazza Borsa di Treviso che ieri è rimasta sconvolta da un'aggressione, una vera e propria aggressione, ma appunto
sia Ilaria Marchiori che Daniela Sizia si stanno preparando per darvi tutti gli aggiornamenti. Ma noi rimaniamo a Padova, parliamo sempre di sicurezza, parliamo tra l'altro sempre di droga, perché 3 banditi sono stati arrestati dai carabinieri padovani dopo che sotto effetto di alcol e droga hanno seminato il panico e rapinato una tabaccheria. Un pomeriggio di ordinaria follia, seminando il panico tra le province di Venezia e Padova. 3 banditi sono stati arrestati dai carabinieri di Padova dopo aver commesso una rapina a Vigonza, rubato una carta di credito e minacciato con una pistola dei passanti. In manette un 32enne residente a Mira e 2 romeni di 36 e 31 anni. Hanno guidato per ore sotto l'effetto di alcol e droghe. Hanno seminato il panico sostanzialmente in alcune località della provincia di Padova e anche della provincia di Venezia, perché si sono, oltre a perpetrare un furto aggravato su un'autovettura in sosta e la rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Vigonza, hanno poi avvicinato delle persone che erano alla guida di autovetture piuttosto che a piedi e le hanno di fatto così spaventate e minacciate impugnando la pistola. A bordo di una Mercedes classe C nera con il volto coperto hanno prima affiancato un giovane a piedi a Mira e con la scusa di chiedere informazioni l'hanno terrorizzato puntandogli contro una pistola, poi rivelatasi falsa. Poi sono arrivati a Vigonza dove hanno fatto irruzione in una tabaccheria. Il negoziante ha reagito e i 3 sono scappati con numerosi pacchetti di sigarette. Mezz'ora dopo il terzetto a Borgorico nell'Alta Padovana ha scassinato un'auto in sosta rubando una giacca con un bancomat da cui hanno prelevato 500 euro. La folle corsa è proseguita a Selvazzano dove nel parcheggio del supermercato Ali hanno avvicinato una donna in macchina con la figlia piccola e l'hanno minacciata con la pistola. Dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto al 112, al numero di emergenza, siamo riusciti a ricostruire tutti gli spostamenti di questa macchina, una Mercedes classe C di colore nero con i 3 soggetti a bordo che si aggiravano per la provincia di Venezia e la provincia di Padova a perpetrare alcune tipologie di reati travisati e impugnando una pistola che poi si è rivelata essere una pistola scacciacani. Grazie alle segnalazioni finali di testimoni che hanno notato i 3 uomini litigare in un parcheggio di Rubano e alle rilevazioni del sistema Targa System che segnalava i passaggi dell'auto, i carabinieri hanno ricostruito il tragitto e fermato i 3 malviventi che sono stati arrestati per rapina, resistenza, furto e danneggiamento. Andiamo adesso nel Trevigiano, a Salgareda, dove nelle scorse ore c'è stato l'addio a Davis Marson, il giovane morto tragicamente nella giornata di Pasquetta in uno schianto a Noventa di Piave. La chiesa parrocchiale di Salgareda non è riuscita a contenere le tante persone che si sono strette alla famiglia per l'ultimo saluto a Davis Marson, il giovane di 28 anni morto nel pomeriggio di Pasquetta nel tragico incidente stradale a Romanziol di Noventa di Piave. Parenti, compaesani e tanti giovani amici di Davis hanno voluto dimostrare con la loro presenza l'affetto a mamma Sonia, papà Giancarlo e al fratello Loris in questo momento di immenso dolore. Nel ricordare quanto sia stato bello per coloro che lo hanno amato aver conosciuto Davis e l'averlo avuto come amico, Don Corrado Ferronato ha fatto riferimento all'esempio evangelico del chicco di grano, un chicco, quello di Davis, caduto in terra troppo presto ed in modo inaspettato. Ma ciò non toglie che esso può portare ancora frutto. Davis credeva in modo forte nell'amicizia. Era un generoso, si dava alla sua famiglia, si dava agli altri senza risparmiarsi. Egli lascia a tutti noi questi valori veri, valori autentici, su cui si può costruire veramente una vita bella. Nel mazzo di fiori degli amici più cari, una grande foto, un collage dei momenti di gioia ed allegria trascorsi insieme a ricordare quanto Davis amasse la compagnia di quei giovani che in lacrime oggi l'hanno salutato per l'ultima volta, portando conforto con un abbraccio ai familiari.
E sarà dato lunedì alle 12:30 nel centro di preghiera di Via Torni a Mogliano Veneto l'ultimo saluto a Salim Bakas, il giovane di 27 anni morto sabato sera nel tragico incidente lungo il Terraglio a Preganziola, quando la sua moto è entrata in collisione con l'auto condotta da un 55enne. Barista in molti locali di Treviso, Salim, che abitava con la famiglia proprio a Mogliano, era attualmente dipendente dell'osteria Lisca di Mestre. Lascia i genitori, fratelli maggiori e la fidanzata Giorgia, con la quale stava cercando casa per poter andare a vivere insieme. Dopo il funerale Salim sarà sepolto al cimitero di San Lazzaro. Vi ricordo che abbiamo diversi collegamenti aperti con il nord-est. Fra pochissimo andremo a Mussolente per raccontarvi di una giornata di mobilitazione, di esercitazione da parte della protezione civile del Veneto, quindi Mussolente. Poi ritorneremo a Treviso per parlare dell'aggressione avvenuta ieri nel quadrante di Piazza Borsa. Ma sempre a Treviso c'è un altro tema, quello della residenzialità, soprattutto della residenzialità delle case in centro storico. Ieri c'è stato un blitz di Caminantes, che è un'associazione trevigiana, proprio a Ca Sugana. Androne di Casugana occupato dall'associazione Caminantes. Il blitz nel primo pomeriggio con striscione e cartelli per dire basta agli sfratti e chiedere all'amministrazione azioni concrete sulla difficile situazione abitativa in città. Insieme a loro anche persone come il signor Antonino, che a causa dei debiti saranno presto sfrattati. La scelta è stata presa dopo mesi di assemblee e di comunque azioni che hanno bloccato gli sfratti in questa città, dopo aver accompagnato decine di persone ai servizi sociali in comune, in qualunque ufficio esistente, dall'Ater a quelli comunali, e non aver avuto sostanzialmente risposta. L'arrivo del sindaco Mario Conte spariglia le carte e il dialogo si fa acceso tra le richieste della portavoce del gruppo Gaia Righetto e le posizioni dell'amministrazione. Dovete chiedere a chi le risposte sono tranquilli. Ma non è così, ma non è così. Voi ci mettete tutto il cuore che avete e siete fantastici da questo punto di vista. Dopodiché il vostro cuore, che so che sto dicendo una bestemmia, è anche il mio di cuore, perché io ho magari un po' diverso, però Cambia partito se vuoi. vabbè, però cuore è cuore, dai, cioè cuore non ha partito. Cioè io lo stesso cuore ce l'ho, però dopo nel momento in cui rivesto il ruolo assim, io non posso non tener conto che ci sono delle norme dalle quali io non posso uscire, e sulle norme dobbiamo lavorarci. Botta e risposta culminati con una stretta di mano. Il comune può fare una parte la possono fare i proprietari degli immobili, una parte la devono fare gli inquilini nell'essere rispettosi di quelle che sono le scadenze, e dopodiché una parte va fatta a livello nazionale. Abbiamo interessato la regione con la quale stiamo interloquendo e ho proposto anche in prima persona un nuovo piano casa nazionale, perché oggi per far fronte a questa emergenza sociale servono nuove case. Cioè io capisco i ragazzi e addirittura li ringrazio, perché sensibilizzare le istituzioni su questo tema è importante. Dopodiché però bisogna fare sempre i conti con le risorse a disposizione e con le regole. Ha fatto delle promesse in termini di risolvere le situazioni attuali, delle promesse rispetto a quello che l'amministrazione vorrebbe e sta facendo intorno alla questione abitativa, per quanto in maniera assolutamente vaga. Quindi noi stiamo qua a monitorare, il 12 staremo a bloccare gli sfratti e le promesse vogliamo che diventino fatti. Così a Treviso, dove tra l'altro è in corso una protesta davanti a Casugana da parte degli ambientalisti, ma anche di questa vi parleremo, non era programmata, quindi rimanete con noi. Da Treviso a Padova, sempre per le questioni amministrative, a Padova c'è un problema particolarmente sentito in questi giorni, perché è finito il maltempo, sono molte le segnalazioni di buche sui marciapiedi e sulle strade della città. A fare il punto ai nostri microfoni è il vice sindaco di Padova, Michalizzi.
Questa è la fase dove affiorano le buche, perché dopo la stagione invernale e i mesi di pioggia, in queste settimane insomma ha piovuto tanto, abbiamo l'effetto sgretolamento e quindi in questa fase noi abbiamo rafforzato le unità che lavorano sulla riparazione delle strade e quindi stiamo utilizzando moltissimo le segnalazioni che arrivano dai cittadini per intervenire nella riparazione delle strade. Quindi io ringrazio i cittadini che segnalano, continuate a farlo, noi le segnalazioni le raccogliamo tutte e poi comparto per comparto, in base anche alla pericolosità, insomma interveniamo per sistemare. Altro tema invece riguarda le asfaltature delle strade, quindi la manutenzione ordinaria, quindi ciò che non è un ripristino da situazione localizzata. Con la buona stagione, quindi a partire da maggio, inizieranno i primi investimenti dell'amministrazione comunale sulle strade cittadine. È già pronto un contenitore da 700.000 euro, quindi una cifra anche adeguata, e con queste inizieremo l'attività di manutenzione delle nostre strade. Questo è un tema urgente per molti cittadini padovani. Vi dicevo che nel corso di questo Focus TG ci saremo collegati con Daniela Sizzia. Ebbene, Daniela Sizzia sta raggiungendo il quadrante di Piazza Borsa a Treviso, ci porterà un testimone che ieri ha assistito e ha avuto anche una parte attiva all'interno di quello che adesso vi raccontiamo, una vera e propria aggressione ai danni di due soggetti adulti da parte di alcuni minorenni. Già anche notiziario. Mi tira il pugno. Quando che ero di parlare con i signori da Vigliacco, ero di spiegare al signor, mi sono intervenuto perché io giustamente che ho fatto un'osservazione. In galleria in vicino. Ore 13:30 in pieno centro città. Due ragazzini di 17 e 15 anni vengono rimproverati da una sessantenne mentre percorrono in bici Galleria Rialto. Bastano poche parole della donna che sta rincasando con sua figlia per far scattare una discussione via via sempre più forte. Pochi secondi dopo, vedendo la scena, un cinquantenne che passa di lì per caso interviene in suo aiuto e i minorenni, visibilmente alterati, reagiscono lanciandogli in testa un bidone dei rifiuti e colpendolo a calci e pugni. Praticamente questo signore qua, proprio questo qua vestito da Arlecchino, ci ha alzato le mani per primo. E poi praticamente cosa è successo? È successo che le cose si sono accese, niente, il mio amico gli ha tirato un bidone in testa. E tutto perché questa signora qua ha detto che noi stavamo andando in bicicletta dentro una galleria. Mentre che mi ero là, devo ciapparmi a pugni col boccia, mi ha tirato il bidone in testa. È caos lungo la via, interviene la polizia, ma nemmeno l'arrivo della volante spegne la spavalderia e la sfrontatezza dei ragazzi nei confronti del cinquantenne aggredito e delle altre persone intervenute per calmare gli animi. Sebbene rimproverati più volte dagli agenti, i ragazzi continuano a scherzare e a riprendere con il telefonino le persone presenti. La signora era in mezzo, l'ho schivata così. Ma la signora io anzi non l'ho neanche vista in realtà all'inizio. Io sono uscito di qua, il mio amico è iniziato a rompere le palle al mio amico, gli fa ma sono stronzati, capito? Il 17enne e il 15enne vengono accompagnati in questura per l'identificazione, ma durante il tragitto il più grande dei due aggredisce a calci e pugni un agente ferendolo alla mano. Non contento, anche in ufficio ferisce un altro poliziotto allo zigomo con una testata. Arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale, viene portato nel carcere minorile di Santa Bona. L'ennesimo episodio di violenza in centro, situazione divenuta intollerabile anche in vicolo Rialto, come racconta il marito della donna sceso in strada. Tra le urla e gli atteggiamenti così di sfida nei confronti di chi ci abita, insomma anche di anziani tra l'altro. Il sindaco Mario Conte, appresa la notizia, ha promesso di parlare sia ai ragazzi che ai genitori. Questi ragazzi si faranno carico delle loro responsabilità, però dovranno farsi carico delle loro responsabilità anche i genitori, quindi sarà mia cura anche in questo caso dare mandato all'avvocatura civica per capire cosa possiamo fare, perché questo tipo di comportamenti non è in alcun modo tollerato nella nostra città.
Così dunque a Treviso. Adesso abbassiamo per un attimo i toni, vi raccontiamo una bella storia, un salvataggio eccezionale dei Vigili del Fuoco di Padova che hanno recuperato un gattino caduto in un canale del centro storico, il gatto Pedro. Caduto in acqua dopo essere scivolato dalla finestra della sua abitazione, il gatto Pedro è stato salvato dall'intervento dei Vigili del Fuoco che lo hanno recuperato intervenendo con il gommone lungo il canale San Massimo a Padova. Il felino, verso le 7:30 del mattino, è caduto da una finestra di un'abitazione che si affaccia sul canale del centro storico all'altezza del Ponte Barbarigo. Il proprietario del gatto ha dato subito l'allarme ai Vigili del Fuoco che sono scesi in acqua con il gommone e hanno recuperato il povero Pedro. Dopo un po' di coccole e averlo portato in una zona sicura, lo hanno poi restituito al legittimo proprietario. Ecco, abbiamo abbassato per un po' i toni di una giornata segnata particolarmente dalla cronaca. Vi dicevo, l'ennesima rissa ci porta a Mestre, nel quadrante di Via Piave, l'ennesima rissa con protagonisti dei cittadini bengalesi. Come sapete è una settimana molto difficile, sul posto per noi la vedo pronta, c'è la nostra Ilaria Marchiori con Simone Merlo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in via Montenero, che è una delle laterali di via Piave, dove giovedì notte è avvenuta l'ennesima rissa tra gruppi di bengalesi. Perché dico ennesima? Perché ce n'era già stata una la sera del lunedì di Pasquetta e una il martedì seguente, non in questa zona, lo specifichiamo, ma nella zona tra via Poerio e via Allegri. Successivamente si sono spostati. Questo perché? Perché sembra che ci siano dei conti da regolare tra faide tra famiglie. Qui insieme a noi c'è Prince Aulauder, che è uno dei referenti, dei portavoci della comunità bengalese Giovani per l'Umanità. Prince, ce lo vuole spiegare lei cosa sta succedendo? Sì, praticamente c'è un gruppo di persone che provengono da una città particolare in Bangladesh, che è una piccola città. All'incirca a Mestre ci sono 400-500 persone di questa città che purtroppo si sono trovati hanno litigato per un'associazione che si chiama Abdullahpur e purtroppo è una situazione veramente brutta. Questa cosa non fa riferimento a tutta la comunità bengalese, perché purtroppo è una manciata di persone che hanno creato questa situazione. La comunità bengalese è una comunità composta principalmente da lavoratori e da imprenditori per bene che lavorano, che sono tranquilli. E quindi noi non accettiamo e condanniamo fermamente questa situazione e chiediamo all'autorità che ha individuato alcuni soggetti che hanno partecipato a queste risse, e chiediamo ulteriori controlli e che individuino altre persone che fanno parte di queste risse e di queste cose e che vengono messi davanti alle autorità. E noi purtroppo, più che segnalare, se qualcuno ci chiede più di segnalare queste persone, noi non possiamo fare altro. Chiediamo all'autorità che venga individuati i soggetti e basta. Ecco, ricordiamo che alcuni sono già stati individuati, poi al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza di queste zone, e quindi avrebbero anche le ore contate. Purtroppo nell'ultima rissa che c'è stata qui in via Montenero ci sono stati anche 4 feriti, quindi è sfociata anche nel sangue. In qualche modo queste persone dovrebbero capire, come dicevamo anche poco fa prima di collegarci, che qui ci sono delle regole da rispettare. Certo. Alcune persone sono arrivate in Italia da poco tempo e purtroppo non si rendono nemmeno conto dove sono. E noi, per quello che possiamo, faremo comunque dei incontri con queste persone in modo da sensibilizzarli, in modo da fargli capire che non si trovano in Bangladesh, ma si trovano in un'altra città, in un altro paese, dove ci sono delle regole, dove ci sono altre persone, altri bengalesi che si sono stabilizzati da anni, da decenni, da 20 anni, da 30 anni, e che sono persone per bene. E per poche persone, per una manciata di persone, non possono rovinare il nome di questa comunità per bene dei lavoratori. E quindi cercheremo di capire chi sono queste persone e di fargli capire, di spiegargli che comunque devono stare tranquilli, e se sono venuti qua sono venuti per lavorare, non per fare associazioni che portano a cose negative, ma se vogliono fare delle associazioni come facciamo noi per promuovere la società, per promuovere la comunità, ben venga. Però se devono fare associazioni per litigare, anche no. Quindi cercheremo di parlare con queste persone e di spiegargli che sono qua,
che sono venuti principalmente per lavorare. Se vogliono lavorare che venga, se non vogliono fare queste cose che ritornino in Bangladesh e che facciano la loro vita. Quindi di non rovinare il nome della parte buona, la maggior parte buona della comunità bengalese, e quindi cercheremo di parlare. Ecco perché ricordiamo che la comunità bengalese comunque a Mestre e dintorni si è sempre contraddistinta proprio per la partecipazione attiva anche nella comunità, il rispetto delle regole, tanto che avete deciso anche di organizzare una manifestazione per la sicurezza che non si è ancora svolta, ma ricordiamolo che è una comunità che si è sempre contraddistinta proprio per essere ben integrata, quindi quello che ci si augura è che si riesca a trovare anche ad avere un dialogo con queste persone per evitare che accadano altre risse sul generis. Ringrazio Prince Aulauder qui da Mestre e restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria per questa preziosa testimonianza. Adesso subito a Vicenza, apriamo la pagina della politica, è arrivato proprio in questo istante Carlo Calenda, con lui ci sono i colleghi Daniele Garbin e Simone Squarcina. Calenda che oggi dal capoluogo berico lancia di fatto la sfida per le europee. Daniele, mi senti? Mi sentite? Che siamo a favore di Noi facciamo tutto ciò che Seguiamo Carlo Calenda, leader di Azione, ecco, rilascia già delle dichiarazioni prima della conferenza stampa. Sentiamolo. Sì, ci allarghiamo un po'. Ma poi non dovremmo farla dentro la conferenza stampa, teoricamente. No, all'aria aperta. Ok. Allora, Onorevole, perché qui a Vicenza? perché oggi abbiamo l'onore di candidare Lara Bisin, che ha una lunga esperienza nel mondo associativo dell'impresa, ha una preparazione internazionale in sostenibilità e in business sostenibili, ha tutte le caratteristiche per stare in una lista che ha come obiettivo, quella di Azione, di avere i candidati più preparati, più internazionali, più seri in ogni singola materia in cui opera l'Europa, perché oggi l'Italia è 25esima in termini di influenza su 27 in Europa al Parlamento europeo. Perché? Perché manda politici che non hanno mai lavorato nel mondo reale, non sono internazionali, spesso non parlano una lingua, e quello che noi ci impegniamo a fare è la miglior lista in termini di qualità. E Lara Bisin è, da tutti i punti di vista, esattamente quello che noi cerchiamo nel mondo dell'impresa, nel mondo della sostenibilità e nel mondo associativo. Ma Azione correrà in solitaria per le europee? Tutti i partiti, Forza Italia mica si associa a qualcun altro. I partiti degni di questo nome alle elezioni, che sono elezioni, come noi sappiamo, proporzionali, vanno e si misurano con l'elettorato. Nel nostro caso noi abbiamo dei compagni di strada che sono il Partito Repubblicano Italiano, io sono molto felice perché vengo dal Partito Repubblicano, NOS, che è un'associazione fondata da Alessandro Tommasi, che come voi sapete ha fatto il più grande sito di informazione per i giovani, i socialisti liberali, però tutti quanti condividiamo il fatto che andremo nello stesso gruppo europeo e soprattutto che quello che lo iniziamo portando avanti un progetto politico insieme. Io qui al mio fianco non l'avevo visto, c'ho Carlo Pasqualetto che sarà un altro candidato, una persona che ha stesse caratteristiche, ha fatto un'azienda di grande successo, quando parla di start-up ha fatto le start-up, è sull'innovazione digitale e industria 4.0 e io sono un buon giudice in materia, una persona di assoluta rilevanza, ha fatto e sta facendo con grande capacità il consigliere comunale a Padova, quindi noi siamo molto contenti. Questa è una coppia in termini elettorali di candidati straordinaria, di grande qualità. C'ho qui Elena Bonetti che è la vicepresidente di Azione. Insomma, noi penso che è questo, noi siamo nati per questo, avere le persone più serie e competenti da proporre agli italiani e poi agli italiani giudicano. Allora, facciamo così, questo Calenda in presa diretta, lo capite bene, siamo in campagna elettorale, del resto mancano 2 mesi
esatti alle elezioni di giugno, centinaia di comuni veneti al voto e poi appunto ci sono le europee. Adesso a Mussolente, andiamo a Mussolente in una giornata particolare, vi ho detto c'è la nostra Vanessa Banzato, c'è una grande esercitazione della protezione civile in una giornata speciale perché lo possiamo vedere dall'Ansa.it 15 anni fa. Esattamente 15 anni fa il terremoto dell'Aquila, era la notte tra il 5 e il 6 di aprile, centinaia i morti. C'è un messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella: ricostruire è un dovere, un impegno da proseguire anzitutto per le istituzioni, le parole del Capo dello Stato. Questa è la premessa doverosa per andare a Mussolente dalla nostra Vanessa Banzato con Renzo Rigon. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Cristian e a tutte le persone che ci stanno seguendo. In effetti è un ricordo di una pagina drammatica della nostra storia e proprio oggi qui a Mussolente, tra l'altro nella sala consiliare dove ci troviamo, è stato allestito il COC, il centro operativo comunale, per fare questa prova di evacuazione, prova di riunione di tutte le persone che potrebbero essere sfollate in caso appunto di pericolo. Assieme a me l'assessore alla protezione civile regionale Giampaolo Bottacin e tantissimi volontari, perché è stata puntata l'attenzione, assessore, sul volontariato. Sappiamo che il Veneto registra tra l'altro uno dei numeri più alti per quanto riguarda il volontariato, protezione civile, responsabilità soprattutto delle istituzioni, questo da non dimenticare mai. Sì, responsabilità delle istituzioni, i sindaci sono autorità locali di protezione civile, i presidenti di regione sono autorità di protezione civile, ma la norma prevede anche il coinvolgimento del cittadino con misure di autoprotezione. Quindi la prima cosa da fare è coinvolgere i cittadini, come ha ben fatto il comune di Mussolente, perché i cittadini sono protagonisti nelle fasi emergenziali e spesso non ci si rende conto che con piccole azioni si può rendere molto più efficace l'attività dei soccorritori e quindi tempestiva l'azione di intervento nei confronti di chi ha bisogno di essere aiutato. Ecco, tra l'altro il collega da studio Cristian Arboita ha ricordato 15 anni fa il terremoto all'Aquila, e proprio oggi è stato voluto così prendere in mano e considerare la possibilità di coinvolgere sempre più persone per quanto riguarda il volontariato nell'emergenza, e tanti veneti che erano andati 15 anni fa all'Aquila a dare il loro supporto. Ma i veneti sono sempre presenti nelle emergenze anche fuori dai confini del Veneto, siamo stati anche l'anno scorso, siamo stati anche all'estero, siamo stati in Turchia, in Slovenia, oltre che in altre regioni che sono state colpite da eventi calamitosi, e i veneti si sanno far ben volere, perché quando tornano scopro che si sono create delle amicizie con i cittadini che sono stati soccorsi e quando vengono via c'è sempre anche qualche lacrima da parte dei cittadini, quindi si sanno far ben volere, ma dimostrano anche la loro professionalità quando intervengono. Noi abbiamo puntato molto sulla formazione dei nostri volontari e i nostri volontari intervengono in maniera professionale anche se non sono professionisti. Proprio questa settimana abbiamo concordato con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'intervento anche quest'anno nelle regioni del sud per la lotta attiva agli incendi boschivi, cosa che facciamo da anni in regioni che in realtà potrebbero anche strutturarsi visto che dispongono di molti operatori forestali, però insomma quando ci chiedono una mano noi interveniamo sempre in aiuto degli altri, è nello spirito solidaristico del Veneto. Ecco, il creare questi momenti di esercitazione, di prova, diventa fondamentale soprattutto in questi ultimi tempi in cui i cambiamenti climatici stanno davvero mettendo in ginocchio in alcune situazioni il territorio. Ma noi abbiamo registrato in Veneto un incremento della temperatura media negli ultimi 30 anni di 1,5 gradi, può sembrare poco ma in realtà è moltissimo, e questo significa che saranno sempre più frequenti fenomeni meteo estremi, trombe d'aria e nubifragi in archi temporali ridotti che creano problemi di allagamento. E di fronte a questo noi ci siamo attivati già da anni e basti pensare che negli ultimi 5 anni abbiamo attivato 2527 cantieri per oltre 1 miliardo di euro di opere di difesa del suolo. Spesso non fanno notizia perché vengono realizzate al di fuori dei centri urbani, ma servono a preservare i cittadini e le imprese che sono nei territori urbanizzati. E devo dire che abbiamo avuto eventi calamitosi molto peggiori rispetto all'alluvione del 2010 quando mezzo Veneto si allagò, ma con danni assolutamente minori negli ultimi tempi.
Bene, Christian, da Mussolente, dal COC di Mussolente è tutto, io ti ricevo la linea. Ti ringrazio Vanessa, grazie a te Renzo Rigon e all'assessore regionale Giampaolo Bottacin per questo punto aggiornato della situazione. Sono momenti ovviamente importanti perché le emergenze sono tante e le viviamo ogni giorno. Allora, vedo ancora Carlo Calenda, non so se possiamo riaprire la finestra che sta parlando, sentiamolo per 10 secondi. Carlo Calenda che è a Vicenza. Tutti si alleano per un momento con tutti. La Bonino ha dichiarato che il giorno dopo tutti i partecipanti di questa lista andranno ognuno per conto suo. È una lista di scopo. No, non è una lista di scopo, è una lista di sopravvivenza, perché una lista di scopo c'è uno scopo. Stanno entrando proprio nella tattica politica, come sapete c'è questo braccio di ferro anche con la Bonino, ma insomma ne sentiremo parlare nelle prossime settimane. Siamo pronti a ritornare a Treviso a collegarci con Daniela Sizia, poi a Belluno fra pochissimo. Di nuovo in diretta a Focus TG, vi ricordo le notizie principali del giorno. Abbiamo aperto con un servizio dedicato allo scontro frontale nella notte, auto va a fuoco, un morto e 2 ferite. Questa home page del Gazzettino.it è successo a Zanè, quindi siamo nel Vicentino, sulla strada provinciale 66 dei pescatori. Ci sono anche diversi feriti in ospedale. Il Mattino di Padova invece dà conto dell'incidente che c'è stato a Codevigo, abbiamo parlato anche di questo, un grave incidente nella notte, 5 le persone ferite, e poi appunto c'è l'operazione che riguarda lo spaccio di droga. Anche qui ci siamo collegati con il nostro Federico Fusetti. Minori usati come cavallini con alloggio garantito. Padova, kebabberia base operativa dello spaccio, quindi baby spacciatori, e ne ha parlato il nostro Federico Fusetti con Eleonora Mosco della Lega. Allora, abbiamo diversi collegamenti aperti ancora con il territorio, andremo fra pochissimo a Treviso, prima però a Belluno con Tiziana Bolognani. Andiamo a Belluno per parlare dell'evento in programma questa sera in Piazza dei Martiri, il luogo simbolo della città, dove cristiani cattolici e musulmani di fede islamica celebreranno insieme la fine del Ramadan. È maturato insieme in una logica di fraternità l'evento di questa sera, che celebra la fine del periodo di digiuno del Ramadan, che il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, con l'imam di Belluno Zaccaria hanno organizzato. Un momento di condivisione che pone anche Belluno capofila di queste iniziative che, come dire, ricalcano anche il messaggio di Papa Francesco della fratellanza. Sì, è maturato insieme questa idea di condividere un momento pubblico di una iniziativa che avevamo già sperimentato negli anni precedenti, nell'interruzione del mese di Ramadan, quel momento di pasto comune che abbiamo condiviso. E quindi questo insieme spiega proprio lo sfondo, l'orizzonte dentro il quale si colloca, e vorremmo davvero che diventasse un segno, un richiamo, che questa è la logica con cui andare avanti e con cui noi mettiamo insieme le nostre tradizioni e le nostre fedi. La logica della conoscenza sopra l'ignoranza che ai noi e soprattutto in tempi recenti possiamo dire, Imam, che è quasi voluta? Sì, secondo me è quasi voluta, soprattutto poi il problema è che non conoscere gli altri, quindi anche questo è un tipo di ignoranza, crea paura. Quindi più noi ci conosciamo, più conosciamo l'altro, più abbiamo fiducia in lui, più il legame di fratellanza diventa più grande.
Voi avete condiviso un viaggio in Marocco e lì probabilmente è nata anche quest'idea di condividere il pasto. Perché è importante condividere il pasto? È una cosa, io da quello che ho sentito, ho letto, la condivisione del pasto è, la cosa più importante per aprire tutti i legami. Un pasto, essendo una cosa semplice, però ha un grande valore in tutte le religioni, in tutte le fedi, in tutte le comunità. E per l'appunto questa sera alle 19:51, non stupitevi se anche per la precisione di questo orario, è l'orario del tramonto, è un momento fondamentale per richiamare anche molti cittadini bellunesi a partecipare a questa condivisione di pasto, a questo gesto di fratellanza, di conoscenza e di amore. Sì, è un tempo anche, dico, preciso, perché diventa importante. Allora non si dimentica quando avvenne così, se ricordiamo un momento decisivo nella vita, e quindi dire anche l'orario, è l'orario del tramonto del sole. Per le nostre tradizioni di fede è molto significativo il tramontare del sole, è il momento anche della raccolta, è il momento di mettere insieme, è il momento di condividere. Così dunque a Belluno questa sera, ma adesso subito a Treviso, in piazza Borsa con la nostra Daniela Sizzia. Ve l'abbiamo già raccontata l'aggressione di ieri, ci sono delle reazioni e ci sono ancora delle testimonianze. Daniela. Sì, Cristian, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo proprio nel vicolo dove è scoppiata questa aggressione da parte di due minorenni che hanno aggredito una signora subito, che li aveva redarguito, e l'avete sentito poi nel servizio. Commercianti e cittadini che sono davvero sotto shock, perché l'ennesima violenza nel cuore di Treviso. Sono proprio in compagnia di Tommaso, e perché, buongiorno, l'aggressione è avvenuta proprio qui. Tommaso, che cosa hai visto? Noi eravamo dentro il negozio, abbiamo sentito delle urla e dei colpi, perché le persone si sono scaraventate addosso alla vetrina lanciando anche i bidoni delle immondizie, e siamo usciti ed erano letteralmente qua davanti che si pestavano qua lungo la strada. E noi ovviamente, essendo una gioielleria, siamo in collegamento con gli istituti di vigilanza e con le forze dell'ordine, che sono intervenute praticamente subito per calmare la situazione. Comunque una scena inaudita, mai vista una cosa del genere, anche se specialmente il sabato pomeriggio qua in centro a Treviso ci sono già parecchi problemi di questo tipo. Ci dicevi, insomma, hanno paura, soprattutto sabato pomeriggio, i cittadini ad uscire in questa zona. Sì, non è proprio la zona più sicura, è pieno di baby gang, insomma sappiamo quali sono i problemi che riguardano il centro, e il sabato appunto non ci si sente sicuri a girare, ad uscire così. Questa mattina, quando hai riaperto, che cosa ti è venuto in mente? Noi siamo relativamente tranquilli proprio per la copertura che abbiamo con gli istituti di vigilanza e le forze dell'ordine, e poi soprattutto per entrare da noi bisogna che siamo noi ad aprire la porta, quindi siamo un attimino più tutelati. In generale comunque la situazione non penso sia semplice proprio per tutti questi problemi. Ecco, noi Cristian, siamo altri 2 minuti, abbiamo pochi minuti, quindi abbiamo parlato anche con Gino Balbinotte, che è un ex poliziotto, fa parte di Fratelli d'Italia, ci ha detto insomma è difficile, è un fenomeno che sta crescendo, il sindaco l'avete sentito, insomma parlerà con le famiglie, però bisogna fare forse qualcosa in più per cercare di rendere tranquilla questa zona, che è da sempre una zona davvero calda nel cuore di Treviso. Cristian, se tu non hai domande io ti restituisco la linea. Io ti ringrazio davvero, Daniela, ringrazio te, il tuo ospite, e Alberto Pivetta per la parte tecnica. 3 secondi di pubblicità e poi ritorniamo.
Siamo alle battute conclusive di questo nostro Focus TG, una giornata, lo avete visto, segnata da tanti fatti anche di cronaca, i fronti caldi di Padova, Mestre e Treviso, risse, spaccio di droga, un'allerta sicurezza che è per certi versi generale, ma anche appunto il fronte delle strade, la sicurezza stradale, incidenti che si sono registrati un po' in tutta la regione, a partire da Zanè nel Vicentino, dove è morta anche una persona. L'incidente ieri sera sulla strada provinciale 66, un'auto andata in fiamme. Però chiudiamo con un appuntamento che ci porta sull'altopiano. Una giornata dedicata alla vita dei soldati nelle retrovie, con l'allestimento di un campo ricostruito minuziosamente e collocato al tempo della Grande Guerra. Va in scena domenica l'evento intitolato Gli Alpini raccontano, nel prato fra il Cogolin e la Vallastaro a Conco. Dalle 10 con la cerimonia dell'alzabandiera fino al pomeriggio sarà possibile rivivere con il gruppo storico Montegrappa, Battaglione Bassano, una giornata in grigio-verde con le penne nere, tornando indietro nel tempo a più di 100 anni fa, grazie alle tende, alle armi e ai cimeli di quei giorni drammatici. Così a Conco per una domenica di primavera appunto diversa. Ci lasciamo così, ovviamente noi rientriamo in diretta questa sera con tutte le informazioni in tempo reale. È tutto da Focus TG, buon proseguimento.